Buongiorno e come sempre ben ritrovati, con ore 13 siamo in diretta e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 49 06 054. Buon lunedì a tutti quanti, è un bel lunedì perché finalmente ha smesso di piovere, c'è il sole, almeno fino ad oggi insomma ce la caviamo. E in questo lunedì di che cosa parliamo? Abbiamo un titolo anche abbastanza forte, ve lo dico subito, imprenditori ma sono solo padroni, ormai sono sulla stessa barca degli operai come tutti, tra difficoltà e problematiche. E allora ne discutiamo il tutto con tre imprenditori nel suo settore diverso che ci racconterà un po' le difficoltà, la passione e anche il perché restare in una situazione come questa. Allora vengo subito a Luigi Susini, imprenditore del settore termoidraulica, benvenuto. Buongiorno a tutti. Il piacere di avere in studio con noi Boris Caldari, imprenditore nel settore energia. Buongiorno. E il piacere di avere in studio con noi Massimo Pulini, imprenditore nel settore sanitario. Benvenuto. Grazie, benvenuti a tutti. Tutti uomini questi imprenditori. L'Italia... Le donne sono più brave. Sì, ma sono dietro, no? Poi le mogli portano pazienza, ci ho capito tutto io. E cosa succede? Che l'Italia è un paese dove la presenza delle imprese è importante, è forte. Pensate che ci sono 72,4 imprese ogni 1000 abitanti, la media europea è del 47,8%. Siamo un paese nei primi 5 in Europa, c'è sempre un forte divario tra nord e sud e pensate che queste imprese, parlo per esempio delle piccole e medie imprese, sono circa 5,3 milioni in Italia e danno da lavorare più o meno a 16 milioni di italiani, che sono tantissimi. Luigi Susin, il suo settore è un settore che comunque segue un po' la situazione economica del paese. Se si blocca l'edilizia, lei si blocca, così, tipo Lot, sì. La statua di Lot, rimane di sale. E quindi bisogna anche un po' reinventarsi, bisogna avere pazienza, bisogna tenere i denti stretti, è così? Assolutamente sì. Noi siamo su un settore appunto che è estremamente importante perché il settore dell'edilizia è il traino del paese. Adesso io non ho i numeri che ha lei, però vorrei ricordare che quelle imprese che ha appena menzionato sono imprese che danno lavoro ma soprattutto pagano le tasse e le PMI io credo siano sia il motore del nostro paese, oggi molto tartassato perché ci stanno dicendo che ci mettono in galera. Quindi... allora la sensazione, Susi, detta così, anche per chi è a casa, che sono sempre gli imprenditori di un certo settore, grandi evasori, non fate la fattura. Esatto. E allora si tira fuori la storia del modello americano che si possa scaricare tutto. Io allora credo... si cita l'elettricista, glielo dico così, è l'idraulico. Cioè, l'idraulico è sulla bocca di tutti, ecco, da sempre, ecco. Purtroppo, per fortuna, perché comunque... Quindi è colpa vostra del buco del paese? No, non è colpa nostra, non è colpa nostra assolutamente. Io credo che sia più opportuno andare a inseguire chi fa elusione fiscale piuttosto che evasione, perché sono quelli i grossi colossi sostanzialmente che alla fine portano via grosse risorse. Se vogliamo citare anche una sola cosa, i 98 miliardi condonati alle slot machine stanno cercando di tassare tutto e tutti oggi, che con quei soldi là avrebbero comunque risolto grossi problemi. Quindi dico, andiamo a fare un'analisi un po' più accurata. Forse oggi il governo che abbiamo... magari sì, fa la voce grossa con i soliti. Sì, è molto bravo, è molto bravo. 5 miliardi di euro di IMU che magari dal Vaticano non sono proprio noccioline. Il governo oggi è forte con i deboli e debole con i forti, questo è il concetto. Quindi io credo che bisogna andare oltre. Il mercato immobiliare in questo momento è completamente fermo. Io così ho modo di interfacciarmi con agenzie immobiliari, con imprese e quant'altro, proprio perché comunque è il mio lavoro. Devo dire che tutti siamo preoccupati perché nel momento in cui si ferma l'edilizia a traino si ferma tutto il resto. Speriamo di trovare una soluzione a breve perché sennò diventa veramente un problema. E il problema lo avremo adesso qua a novembre quando andremo
a pagare le tasse. Sento già tanti Se capisce imprenditori. quante tasse poi deve pagare, perché la questione della tassa e della programmazione Sì, in ma il Italia non problema è che facile. ci sono tanti imprenditori che, visto cosa è stato fatto nei mesi precedenti, tra l'altro abbiamo anche, oltre i dipendenti e quant'altro, io dico sempre, abbiamo un socio occulto. Quindi Un socio occulto. Allora, eredità, ad esempio, pensiamo a tutte quelle aziende che lavorano nella piccola, con l'amministrazione, no? Con la pubblica amministrazione. Nel corso dei primi 6 mesi del 2019, 6.500 imprese artigiane hanno chiuso per la difficoltà di accesso al credito, un po' per le tasse e il calo dei consumi, ma anche nella difficoltà di incassare ciò che era dovuto da questo socio occulto. 049 49 06 054. Allora, voi che siete a casa, cosa pensate? Questi che sono 3 degli imprenditori che abbiamo qui in studio, ma che rappresentano insomma tutti gli imprenditori delle piccole e medie imprese italiane, perché dovrebbero continuare a rimanere in Italia, sul suolo nativo, sulla cara patria italiana, quando potrebbero fregarsene, insomma andarsene anche all'estero. Allora, ha capito, da una parte, come dice Susi, il socio occulto, e dall'altra la difficoltà. Ma lei chi glielo fa fare? Perché il negoziante tira sulla saracinesca, a lei chi lo fa fare di mettersi in macchina e andare in azienda? Perché? Ma allora, speravo non mi facessi questa domanda, perché è una domanda che credo tanti si pongono ogni giorno. L'italiano è un fenomeno, secondo me. Quando ogni tanto si sente dire gli imprenditori in Italia sono degli eroi, che sembra magari che ne so, una provocazione, un'esagerazione, io credo sia la verità. Perché sono degli eroi? Perché sono riusciti a sopravvivere in un ambiente che è del tutto ostile. Perché dico del tutto ostile? Perché tutto l'habitat in cui vive l'impresa pare che si sia messo contro l'impresa, dal socio occulto a tutti gli attori del mercato che dovrebbero fare il loro lavoro, nel senso, pensiamo alle banche, pensiamo a tutto quello che è successo con le banche, cioè l'impresa avrebbe bisogno di uno Stato che crea l'ambiente, crea l'infrastruttura, cioè le imprese in Italia ci sono imprese che sono delle macchine da corsa, sono delle macchine perfette, ma la pista in cui devono correre è troppo accidentata, non riescono a... Ma le sembra di essere sulle strade di Roma? Mi sembra di essere sulle strade di Roma. Tutte buche, giusto per perciò queste PMI sono tutte delle macchine da corsa con dei motori che sono messi a punto ogni mattina da meccanici sapienti e animati, secondo me, da una grande passione, perché prima ho sentito nominare il termine passione. Io penso proprio che sia la passione che fa tenere fermi quegli eroi che rimangono ad operare qui in Italia, perché non ci sono tanti altri elementi a sostegno. Ma quindi lei si sente, voglio dire, tra virgolette, passi il termine, eroe tanto quanto un operaio che comunque continua a lavorare in azienda, cioè come tutti, cioè quando dico siete sulla stessa barca, allora, lo siete o è più difficile per voi perché non avete comunque l'ammortizzatore sociale se vi succede qualcosa, non avete aiuti di Stato, non siete la Fiat, non siete Alitalia. Allora io dico... siete figli minori? Ma allora io, metti che non mi sento tanto un eroe, ma tante volte magari mi sento anche uno che non ha il coraggio di andare magari a vedere cosa c'è al di fuori del confine, però mi sento più un romantico a rimanere qui. Siamo per tutti sulla stessa barca. Un po' sì, perché poi anche diciamo il lavoratore dipendente che una volta aveva un sacco di certezze, mi ricordo appena laureato i miei compagni di corso che tutti ambivano al lavoro in banca perché era diciamo, un lavoro che ti dava una certa stabilità, una certa visione verso il futuro, no? Oggi neanche queste persone non hanno più quelle stesse garanzie, quella stessa certezza del posto di lavoro, no? Perché poi soprattutto chi sceglie il ruolo da magari operaio piuttosto che altro comunque ha una propensione ad avere comunque un lavoro più certezze, più stabile, che gli dà cioè che non lo deve far preoccupare sul domani.
l'imprenditore si preoccupa ormai anche dell'oggi, non solo più del domani. Io non so, secondo me questi imprenditori dormono poco, un po' perché devono fare i conti, vero Pulin? Lei dorme tanto o dorme poco? Perché non ci faccia preoccupare. Uno No, io dormo poco. Dorme poco perché è preoccupato, perché ha di dipendenti. Quanti dipendenti ha lei? Io ho 46 dipendenti. 46 dipendenti. Non è facile tutti i giorni costruire un percorso per poter raggiungere poi un fine mese, ma anche se io lavoro in un ambito di dispositivi medicali dove peraltro la crisi non è che si è mai sentita forte se non per mancate regole che lo Stato non riesce e forse non vuole neanche dare al settore specifico. Diciamo però che ad esempio portavo l'esperienza che prima abbiamo ho assunto 3 apprendisti ai primi di settembre e costi su costi 375 euro all'anno da un ente esterno perché certifichi il percorso formativo che fanno all'interno dell'azienda e sono costi ulteriori che noi... Quindi lei ha pagato 375 euro per ogni ragazzo che ha assunto. Sì, perché devi avere un ente esterno che certifica il percorso formativo, ma viva Dio, ma se a me io vivo con il nomenclatore tariffario ma anche con la clientela, come me e tanti altri imprenditori, se non riusciamo a aumentare i prezzi perché per via di cose, perché il sistema paese questo è quello che è, e tu continui a aumentarmi i costi indiretti, ma come facciamo a dare lavoro a questi giovani? Come facciamo a dare lavoro ai giovani? Perché lei ha bisogno, se no non avrebbe dato da lavorare a nessuno, perché coi costi che ci sono non avrebbe assunto nessuno. Veramente pesanti in questo momento, non riusciamo, fai fatica a fare una previsione anche se il mercato va, cioè io ho la fortuna che ho investito all'estero, sto andando anche all'estero. Ma se no altrimenti io queste 4 assunzioni che ho fatto da settembre non le avrei... Le avrebbe fatte all'estero magari? No, non le avrei fatte. Sto facendo delle lavorazioni per l'estero, ma se non avessi fatto questa impresa estera non avrei potuto assumere altre 4 persone qua. Per cui vuol dire 4 persone in meno con tutto l'indotto. Ragazzi non trovano lavoro. Ma viva Dio, non trovano lavoro perché c'è anche... Non è che manca l'offerta, ma anche manca un'offerta anche giustamente retribuita, ma un datore di lavoro che deve caricarsi di costi impressionanti, ma come fa anche a dare... Ma lei quanto costa un dipendente? Più o meno, io ho senza andare dipendenti nel specializzati, vai sui 40, un tecnico ortopedico, vai sui 36.000, dai 36.000 ai 42.000 euro cioè le costa? all'anno. Sì, costa. Solo di costi? Di costo. Senza mettere appunto lo stipendio, il salario e tutto il resto, quindi diciamo 60-70.000 euro? No, compreso tutto. Ok, sono 2.300 o 2.500 euro. Di quanto gli arriva in busta paga un suo dipendente specializzato? Un dipendente per portare a casa 1.800, che è un buon stipendio, perché i miei tecnici questo portano a casa, a me costa 4.100, 4.300 euro al mese. E quando incominci ad avere 13 persone specializzate, perché altrimenti non riesci a entrare nel mercato, e noi abbiamo dei costi che sono dati dai rimborsi dell'assistenza sanitaria, che sono fermi al 99, capisci bene, o ci sono o rubi, e non è il mio caso, o comunque devi trovare dei stratagemmi per ridurre i costi il più possibile, non dando... Allora io che avevo anche molti più dipendenti, con le tecnologie l'ho dovuto lasciare a casa 8 persone 4 anni fa. Perché? Perché le nuove tecnologie mi hanno consentito di ridurre il costo del dispositivo adottando queste nuove strategie. Poi dopo, quando Pulin metteranno la tassa sui robot, perché quella è chiara che ci arriverà, anche là dovrà ridurre addirittura anche la tecnologia. Insomma, avete capito qual è la situazione? 049 49 06 054. Voi che siete a casa, che siete lì, che ci state ascoltando, cosa pensate? Sono persone sulla stessa barca con più pensieri? È meglio essere dipendente o è meglio essere un imprenditore? Perché poi ti spingono ad essere anche imprenditore. Ma perché? Torniamo dopo la pubblicità. 5. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054. Allora, voi che siete a casa cosa pensate? Meglio essere dipendenti, meglio essere imprenditori? Vorreste essere imprenditori, ma insomma ve ne guardate bene perché poi non dormite di notte, poi ci sono le tasse che incombono. Allora, caro Luigi Susini, io la faccio un po' così
La rallegro. La burocrazia, l'iter amministrativo costa per ogni piccola e media impresa 550 ore all'anno e 1200 ore alle medie imprese e incide sul fatturato per il 3-5%, quindi sostanzialmente ogni 100 euro che lei incassa con la fattura, perché sennò insomma 5 euro, 3-5 euro se ne vanno in spese solo per la burocrazia. Non stiamo parlando di tasse vere, queste sono le tasse occulte. Perché adesso le cambiano la fatturazione, le cambiano questo. Secondo me anche poco, sinceramente. È una media, poi non so nel suo caso. No, ma penso sia un po' il caso di tutti perché ormai burocrazia, io dico sempre, siamo ormai fabbricatori di carta, anche se dovremmo andare sul digitale. Sì, in realtà la burocrazia incombe sempre di più e abbiamo sempre più oneri per mantenerla, per gestirla. Si parlava prima appunto che per assumere una persona bisogna appunto avere una società esterna che garantisce appunto che sia stato fatto un determinato percorso, ma addirittura adesso per assumere una persona c'è la necessità di fare un assieme di corsi prima di inserirlo in azienda, perché deve sapere il primo soccorso, deve sapere sicurezza. Una persona prima di assumere ci pensa molto perché ormai non siamo più in condizioni di lavorare in maniera tranquilla e serena, anche perché alla fine dell'anno, quando andiamo a tirare una somma, prima bene o male qualcosina restava, oggi siamo a zero. Cioè, quindi lei quando tirerà la somma del suo anno lavorativo, quindi il 2019, lei teme di essere andato in pari? Penso di sì. Penso di sì e me lo auguro che sia così, che non sia anche il contrario, nel senso che sia andato sotto e devo tirare fuori il portafoglio per raggiungere quello che manca, perché molti imprenditori oggi stanno facendo questo. Io ho avuto modo di essere in un consiglio di amministrazione appunto che si garantivano gli imprenditori, si garantivano gli affidamenti degli imprenditori, tantissime persone a dicembre facevano un finanziamento per pagare le tredicesime, tantissimi imprenditori andavano a fare finanziamenti per pagare le tasse. Questo non è possibile, è inaccettabile. Uno Stato che non garantisce un imprenditore e che non è solidale con un imprenditore e ha messo nero su bianco che l'imprenditore è un ladro, perché lo ha messo nero su bianco, no? Dove legge che l'imprenditore è un ladro? Dove lo legge? L'hanno approvato l'altro giorno in Parlamento. E specifica? È stato approvato, c'è una legge che è stata approvata l'altro giorno in Parlamento, la settimana scorsa. Galera, soldi, galera, manette. Esatto, galera, manette, soldi e via dicendo, 6 anni. Se uno non ha niente da nascondere, dice che per ha paura di andare in galera per uno scontrino per una fattura. Dobbiamo ancora capire di cosa si tratta, ci dicano di cosa si tratta, perché se un imprenditore va in galera perché manda fuori dal negozio un cliente senza scontrino, io penso che ci sia qualcosa da rivedere. Anche no. E allora Boris Caldar ha capito la difficoltà anche, dice di Luigi Susi, lei è in un settore che comunque è un settore anche di bisogno reale dell'utenza, delle imprese. Bene primario. E c'è una bella differenza anche tra le utenze private e le utenze domestiche. Perché le imprese pagano sempre di più, ad esempio? Allora, le imprese pagano di più perché sostanzialmente perché in Italia l'impresa è vista come la gallina da spennare, perciò alla fine il consumatore per politica viene almeno, gli viene data una parvenza di tutela, no? L'impresa tutele non ne ha di nessun tipo. Il settore nostro per esempio cosa soffre? Me lo dice cosa soffre dopo la telefonata? Se lo ricorda Come soffre? No? Cosa soffre? Allora lasciamo soffrire Boris Caldar finché dura la telefonata. Pronto? Buongiorno, buon lunedì. Sì, buongiorno, sono Franco da Padova. Buongiorno Franco. Allora, io sono l'ex imprenditore felicemente in pensione e le dico la verità è che in questo momento chi ha un'impresa è un eroe per poterla gestire, perché è veramente, penso, una situazione drammatica. Io avevo 35 dipendenti. Le assicuro che era un calvario continuo, cioè
Adesso come adesso, ripeto, essere imprenditore bisogna essere degli eroi per riuscire a sopportare tutto il balzello che viene addosso a un'impresa. Responsabilità, mancati pagamenti, concorrenza spietata e quant'altro. Per cui, le dico la verità, io in questo momento non tornerei indietro per tutto l'oro del mondo. Ma in quale settore, signor Franco? In quale settore? Una seconda vita. Come? Io sto facendo attualmente una nuova vita, seconda vita. Ma in che settore era? Io ero nel settore della sicurezza. La sicurezza. Facevo impianti nei settori bancari, impianti elettrici e sicurezza in generale. Vabbè, dai, con la crisi delle banche gli è andata anche bene, va là. Per carità, ma guardi che non è questione di quello, è tutti i settori che sono in queste condizioni, perché un'impresa, un dirigente, un proprietario di un'azienda che si alza la mattina comincia la vera e propria sofferenza e aspetta che arriva il sabato e la domenica per avere un po' di tranquillità, ma durante la settimana è solo una lotta continua dall'inizio alla fine. Vabbè, signor Franco da Padova, io la ringrazio per il suo punto di vista. 049 49 06 054, l'imprenditore torna esausto a casa, ma sempre la domenica andava a fare spesa con la moglie, quindi anche là non ha riposo. Allora eravamo rimasti con Boris Caldar, messi così, chi sta mangiando col cucchiaio sospeso, e allora? Parlavamo di sofferenza, giusto? Tanta sofferenza. Allora, lui sta meglio, signor Franco, perché è in pensione, ha una seconda vita. Franco è riuscito ad avere la pensione, perciò Franco ha il suo trofeo. Noi per il momento non la vediamo. Allora, tornando alla sofferenza, il nostro è un bene primario, perciò non soffre la crisi, nel senso che è un bene di cui tutti hanno bisogno. Insomma, senza energia elettrica abbiamo detto che non si riesce a vivere. Qual è il problema? Il problema è che comunque il pagamento che l'utente fa verso le compagnie è un pagamento differito, nel senso che tu prima la consumi e poi la paghi. E dove sta l'inghippo? L'inghippo sta che al di là della materia prima, ma il buon Stato, le accise, visto che noi siamo sostituto d'imposta perché dobbiamo incassarle dai clienti, quelle noi le dobbiamo versare. Perciò lo Stato dice, vabbè, quella tu l'hai fatturata, me la devi dare. Non è che tu l'hai fatturata, non l'hai incassata, tu l'hai fatturata, perciò per me l'hai incassata. Poi il problema è che questo automatismo non c'è. Non si sa come mai, ma a noi manca un automatismo. Fatturare non vuol dire incassare. Cosa succede? Succede che finanziariamente si va in sofferenza. Beh, perché è ovvio, se tutti quanti non pagano. Se tutti non pagano, allora già la quota fisiologica di utenti che non paga le bollette comunque già mette in difficoltà le imprese del settore. E lì si scopre, e lì ci si affaccia sul mondo del credito, del recupero del credito, e si scopre che tu, impresa, non hai nessun tipo di tutela per il tuo credito. Cioè il tuo credito, se riesci in qualche modo a recuperartelo, buon per te, ma l'accisa quella me la devi pagare e me l'hai pagata. Se poi il tuo debitore è scappato o aveva una SRL semplificata che insomma, priva di patrimonio, è un problema tuo e fa parte del gioco. Proprio quindi abbandonati dallo Stato italiano? Noi siamo totalmente abbandonati a noi stessi. E riallacciandomi a quello che diceva prima il buon Susin, cioè oggi uno praticamente deve essere un tuttologo, soprattutto il piccolo, perché la grande impresa ha le risorse per dotarsi di competenze interne o pagare comunque consulenze specializzate. Il piccolino deve essere lo psicologo con i dipendenti, il fiscalista, perché ormai anche le associazioni di categoria lo hanno abbandonato. Deve fare l'esperto di finanza, perché sennò le banche tendono un po' a fregarlo, deve fare l'esperto immobiliare. Quello per purtroppo trovarsi... ha fregato tutti. Esatto. Perciò... le banche sono proprio state... E poi le banche ti danno i soldi se hai i soldi, è chiaro, giusto? Se c'è il sole ti dà l'ombrello, se piove te lo toglie. Con lo sponsor. Senta Pulin, è chiaro che l'impresa di fare un'impresa, cioè alzarsi tutti i giorni, sapere che comunque hai delle spese fisse e l'ipotesi di poter comunque guadagnare, perché chi fa impresa vuole anche guadagnare. Allora, quanta differenza c'è tra gli anni 80, 90 e questi orribili 2000 che stiamo vivendo? Ma la differenza, io ho cominciato a operare nel mio settore da 30 anni, da quando avevo 20 anni con mio padre, ma è cambiato radicalmente
radicalmente il modo di lavorare e di operare, soprattutto per la burocrazia che mano a mano negli anni è entrata in tutto il settore. È difficile guadagnare, puoi vivere discretamente bene, ma non è quello che ti fa guadagnare, perché dopo tu lo perdi nel tempo che vivi nella tua azienda, perché arrivi alle 6 mattina, torni a casa alle 10 la sera. Non hai sabati, non hai domeniche, per quanto mi riguarda, ma tanti sono come me. Bisognerebbe trovare un compromesso, è il sistema paese che è incancrenito su se stesso e la colpa, ci lamentiamo, sì, ma bisogna trovare soluzioni. In azienda da me, se l'azienda va male, non è che la colpa è sempre degli altri, la colpa molto probabilmente è anche colpa mia. Di chi comanda. Certo, allora se l'Italia va male è perché noi la facciamo andare male, perché vuol dire che non abbiamo... non abbiamo chi ci rappresenta, che non riesce a... Il problema degli imprenditori è anche la politica, la gestione politica. Certo, ma a mio avviso dovremmo mandare politici che sappiano fare questo mestiere, che siano anche ben retribuiti e dopo, ecco, nel loro caso applicherei quello che hanno imposto per legge agli imprenditori. Lo applicherei alla politica, perché tu quando politico non lo fai con dedizione, lo fai sempre con secondi fini, perché purtroppo non tutti, perché c'è tantissima brava gente, perché come negli imprenditori, come negli operai, c'è sempre di tutto. Però la rendita di un politico dovrebbe essere una rendita importante in base alle cose che ha saputo fare. Assolutamente. Allora, Pulin, continuiamo con lei dopo la pubblicità. 049 49 06 054. Allora, cosa pensate? Gli imprenditori sono sulla stessa barca degli operai? Stanno peggio, stanno meglio? Perché li vediamo con queste macchine favolose, cilindrate, cene, feste, viaggi intergalattici. È così? Continuiamo dopo la pubblicità. Fanno un sacco di... Sempre. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. 049 49 06 054. Voi che siete a casa cosa pensate? Questi imprenditori piangono il morto ma in realtà stanno bene perché continuano a tenere aperte le proprie aziende, sono sulla stessa barca degli operai, della gente normale, perché poi vediamo delle realtà sfalsate, macchinoni, turbo eccetera eccetera. Susin dice sì, ma sono tutti debiti. Allora Pulin, perché la gente viene un po', dice ma come, fa fatica, bel macchinone. C'è una soddisfazione, me la toglierò. A parte la macchina non è indice di salubrità economica personale, perché le macchine le prendi anche a noleggio o in leasing, per cui non è perché è una macchina che ha 50.000 euro, costa 50.000 euro, è indice di salubrità economica. Diciamo che le problematiche, la settimana scorsa mi è arrivata una proposta di un dipendente, mi ha detto guarda, voglio 70.000 euro netti all'anno, se no vado via. E io ho detto vai pure, perché vuol dire che sono 200.000 euro, 160.000 euro all'anno, 170. Cioè, se ritieni di valer tanto, vai. Ma sei licenziato? No, ancora qua. Ma perché ne voleva così tanti? Perché ritiene di essere specifico in questo particolare processo produttivo, ma non, cioè io ho gli stessi prezzi delle protesi di 15 anni fa, 18 anni fa. Incasso, per carità, molto meglio di anni fa, però sempre a 90-120 giorni. Beh, fino a 2 anni fa erano anche qua in Veneto, erano 300 giorni, incasso medio nel mio settore. Addirittura c'erano ASL che pagavano 460 giorni. Dopo non le dico quanti soldi ho perso in campagna. Allora io devo prendere la telefonata, ma la mia domanda è un'arma a doppio taglio specializzare anche tanto un dipendente che poi ti prende per la gola e dice io me ne vado e c'è lui che, non dico regge il settore, ma che diventa un anello importante. Prendiamo la telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto? Prego, buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Gemma da Bassano del Grappa, sono stata per tanti anni assistente di un piccolo imprenditore e sicuramente sono dalla parte... Signora, lei ha il televisore col volume alto, lo deve abbassare, se no... Sì, l'ho abbassato, sì, sono stata per tanti anni assistente di un imprenditore e sicuramente capisco e sono dalla parte degli imprenditori e non dalla parte degli operai, perché i problemi, i pensieri sono solo dalla parte loro.
Perché per l'operaio alla fine del mese in genere, se è fortunato, ha la possibilità di avere un'entrata sicura. Quanto tribulano, quanto problemi che devono sopportare questi imprenditori li conoscono solo quelli che sono nel settore. Quindi, insomma. signora, lei ci sta dicendo che è meglio essere un operaio in questo momento che decide di aprirsi un'azienda? Sì, sicuramente. Sì. Quanti anni ha lavorato per questo suo imprenditore? Sono stata con lui per circa 42 anni. Sono andata in pensione con questa... Sono andata in pensione molti anni dopo della mia età. Grazie signora per il suo punto di vista. 049 4906 054. Allora stiamo dicendo quanto diventa anche difficile per un imprenditore poi formare una persona, perché una persona formata poi raggiunge un valore di 100-200 mila euro, mettiamola così perché poi bisogna andare anche i numeri, poi questa persona a un certo punto dopo X anni che lavora per te dice me ne vado perché io valgo di più e ti metti in crisi. Pulina è così? Ma è così, oddio, nel mio settore neanche un direttore generale porta a casa 200.000 euro, però ci sono tecnici ortopedici che arrivano a 90-100.000 euro. Beh, Obama ne prendeva 250.000, cioè il Presidente degli Stati Uniti, Napolitano 230.000. Anche il nostro Presidente della Repubblica, per cui a volte hanno delle aspettative che sono fuori dalla realtà. Non capiscono che l'imprenditore, come diceva adesso l'ascoltatrice, la signora, vive difficoltà quotidiane, ma anche solamente per, come diceva Boris, per fare lo psicologo per le liti che si generano, le gelosie che ci sono nell'impresa, e soprattutto quando hai tanti imprenditori, quando hai più di 10 che incominciano a esserci anche piccoli conflitti, tu devi essere in grado di sciogliere anche questi conflitti. E allora questo si va a assumere stress su stress, tu hai lo stress del lavoro, lo stress del fatturato, lo stress delle commesse, lo stress delle banche, lo stress dei commercialisti, cioè è diventato invivibile la giornata, almeno per quanto mi riguarda, ma di tanti. Fa fatica, allora, e questo si rispecchia che siete molto stressati perché il prodotto più venduto in Italia è l'inibitore della pompa protonica, cioè quello che ti fa digerire se hai la gastrite, quindi insomma mi sembra che rappresentate anche così la categoria. 049 4906 054, senta Susin, e lei ha bisogno di dipendenti, di formare tutto, ma c'è poi gente che ha voglia di lavorare, perché poi magari l'operaio non ha tanta voglia di lavorare, mettiamola così, o ce l'ha la voglia di lavorare, che categoria incontra? No, allora io ho dei collaboratori all'interno dell'azienda che sono consolidati da ormai più di 20 anni, quindi se sono con me da tutti questi anni... La sopportano anche? Mi sopportano, più di sua moglie? Esatto. Però devo dire che, come dico sempre a loro, Susin esiste perché ci sono loro. Se non ci fossero loro che fanno manualmente sostanzialmente i lavori, Susin probabilmente farebbe un'altra cosa oggi, no? Detto questo, i dipendenti che noi abbiamo, i collaboratori che noi abbiamo in azienda, a mio avviso sono collaboratori che vanno valorizzati. Come diceva appunto il collega, però ovviamente bisogna trovare un giusto equilibrio. Io sarei di quelli che dice non lavoriamo a mensilità, lavoriamo a obiettivi, nel senso che lavorare a obiettivi viene stimolato in modo diverso il collaboratore. E dice che tende a sedersi... Cioè il dipendente se prende il suo stipendio dice si siede ed è meno motivato? No, certo, però non è proprio così il discorso. Il concetto di lavorare a obiettivi dà anche una visione a lungo termine di quello che è la possibilità di crescita di un collaboratore e ovviamente la possibilità di crescita diventa remunerativa nel contempo. Abbiamo paesi che adottano questo tipo di sistema e vanno molto bene, però noi qua purtroppo in Italia abbiamo i sindacati che restano fissi sulla sua linea. Oggi noi ci ritroviamo a pagare uno stipendio di 2.000 euro e ne versiamo altrettanti per quanto riguarda contributi e tasse. Oggi, dicevamo prima, paghiamo, io almeno sono intorno al 73-74% di tasse tra dirette e indirette.
Ce l'ha il distributore di merendine? Io non ho il distributore di... paga anche quelli adesso. Io non ho il distributore di merendine. Avevano zuccherato, No, non ce l'abbiamo perché noi partiamo la mattina alle 7:30, tornano i ragazzi dopo, si portano via, esatto. Ma quello che volevo dire è che secondo me sarebbe arrivato il momento di fare dei ragionamenti diversi da quello e prendere un po' di iniziativa a livello governativo, nel senso il 73-74% che oggi paghiamo è indiscusso che bisogna pagarlo, ma paghiamolo in modo diverso. Mandiamo il 40% a Roma e il 30% glielo mettiamo in busta paga ai dipendenti che possono comprarsi la casa, possono comprarsi la macchina, possono andare fuori, possono andare a mangiare il pesce. E metterebbe dentro anche i contributi pensionistici, cioè che uno se li gestisce come vuole, ad esempio. Potrebbe anche essere un ragionamento del genere. Uno già oggi ho i dipendenti che comunque versano il TFR e via dicendo, quindi già con quello si potrebbe trovare la soluzione di inserire anche i contributi pensionistici. No? Quindi sistemi ce ne sono. Purtroppo qual è il problema oggi? Il problema è che al governo abbiamo delle persone che probabilmente di impresa ne hanno fatta molto poca. O come obiettivo hanno quello di arrivare i dipendenti alla pensione, loro ad avere che secondo me ne hanno fatto molto poca. Molto poco. 04949 cosa pensate voi che siete a casa? Meglio essere un imprenditore, meglio essere un impiegato, un operaio? Avete più pensieri voi che siete operai perché poi pensate che l'azienda possa chiudere e che l'imprenditore se ne possa andare via anche da un'altra parte? Allora mi piace parlare con Boris Caldara perché imprenditore del settore energia, concorrenza spietata, perché lei oltretutto deve anche tenere d'occhio cosa succede nel territorio, cosa fanno gli altri e se gli altri si comportano in maniera leale o sleale, perché ci sono anche tanti imprenditori sleali. Mettiamola così. Sì, infatti adesso sto sorridendo perché stiamo analizzando tutti i problemi, trascurando quello principale, no? Perché alla fine uno che vende gas e energia dovrebbe essere concentrato nella vendita, perciò preoccuparsi dei competitor, dell'organizzazione della vendita. In realtà alla fine uno si trova che ha talmente tante altre cose da curare che il core dell'impresa viene trascurato perché non è possibile più seguirlo, perciò già questo è un indice abbastanza importante. Allora, sulla concorrenza sleale, ovvio, ce l'abbiamo, il settore è particolarmente popolato, particolarmente denso di gente che ha tanti poteri magici, i funghi che hanno tanti poteri. Sì, io li chiamo i cantastorie perché sono simpatici, nel senso che vanno in giro raccontando le fiabe, perciò diciamo li vedo in maniera un po' più simpatica. Sì, però certo che quelli del pifferaio magico i topi hanno fatto una brutta fine. Esattamente, e qui infatti a farne le spese sono gli utenti finali, no? Perciò sì, abbiamo quel problema lì. Poi credo che ogni settore, il nostro è particolarmente affollato, poi credo che anche il settore della termoidraulica avrà il furbo che fa le cose particolari, però ci sono, diciamo che in Italia, vuoi tanti per la necessità di sopravvivenza, perché per tutte le motivazioni che abbiamo detto nella trasmissione, oggi uno per stare a galla deve essere estremamente efficiente, deve crearsi un mercato per avere una remunerazione di tutto quello di tutte le spese, di tutti i costi che ha, e deve essere particolarmente efficiente. Se non lo è o se è animato da altri, da un motore che non è la passione o che non è la voglia di fare qualcosa di buono, va a cercare tutti i vari escamotage e stratagemmi possibili, perciò mette in atto tutte quelle scelte che sono il non pagare le tasse, il fare concorrenza sleale, il applicare tutti quegli elementi che noi... Anche perché tante aziende nascono, crescono, muoiono, il tempo di incamerare, scusatemi il termine, di fregare il sistema, fregare il contribuente, fregare il concorrente, fregare lo Stato. Sì, diciamo, quelli sono i famosi pacchi confezionati, diciamo, preconfezionati. Però poi dopo di questi in prigione, in galera, non ci va nessuno, ma ci va Susin perché non ha messo scontrino. Adesso io devo andare in pubblicità, mi dicono anche che ci sia una telefonata, la prendiamo subito dopo la pubblicità e sentiamo proprio Massimo Pulino sulla questione anche della concorrenza e di cosa funziona o no dopo la pubblicità.
Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054. Gli uomini, è arrivata l'ora, sentono che di là c'è uno studio con una cucina che sta mettendo le stoviglie, si vede proprio che siete uomini perché tutti quanti state pensando al mangiare. C'è una telefonata, la prendiamo subito. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno a voi, salve. Senta, io mi chiamo Giorgio e chiamo dalla provincia di Venezia. Prego. Io sto seguendo la vostra trasmissione e mi ricollego a quello che lei aveva accennato poc'anzi a riguardo del tema in questione quest'oggi, degli imprenditori che si comportano male o magari non hanno un atteggiamento verso magari i propri operai, i propri assunti nella maniera più dovuta. Beh, posso dire che io sono sempre stato un lavoratore dipendente, ho vissuto delle esperienze come lavoratore, diciamo, presso gli imprenditori, non sono state esperienze molto esaltanti. Quello che voglio dire è che il problema maggiore di questo paese in generale, al di là del rapporto imprenditore-operaio, operaio-imprenditore, perché l'imprenditore deve comportarsi bene e non pretendere troppo dall'operaio, ma al contempo l'operaio deve sapere di fare il suo dovere senza che ci sia un gendarme che controlli se fa il proprio dovere, se gli rende al datore di lavoro quello che gli deve rendere. Il problema maggiore di questo paese, vedendo anche quello che è il contesto culturale che regna in questo paese, perché ci sono delle grandi differenze culturali da nord a sud, infatti lo vediamo anche sul tema dell'autonomia che è incastrata proprio perché non si procede, da una parte gli uni credono da una parte, noi abbiamo delle istanze che sono completamente diverse. Quindi il grosso problema di questo paese sono le differenze culturali che sono anche opposte, lo vediamo anche nelle istanze. Quindi il grosso problema secondo me è proprio parte dall'istruzione, dall'educazione, diciamo, delle giovani generazioni, che è un modo per gettare le fondamenta per l'Italia del futuro. E questo è il grosso nodo secondo me. Quindi la questione culturale. Allora, signor Giorgio da Venezia, io la ringrazio, porti pazienza, ma ci avviciniamo verso la conclusione. Mi piace la questione culturale perché capita proprio su Luigi Susin, che voglio dire, i giovani hanno voglia o non hanno voglia di fare? Perché se tu vai a parlare con varie esperienze di Confindustria, no, parlano di mismatch, cioè domanda offerta che manca, non si incontra perché c'è la domanda, la richiesta di lavoratori, ma ci sono i NEET, quelli che non fanno niente, sono più di 2 milioni che non studiano, non fanno niente, non si impegnano, giovani che non lavorano e poi ci dicono che la disoccupazione giovanile è in aumento, ma sti giovani che lei ogni tanto vede perché è costretto a vederli come docenza, hanno voglia o non hanno voglia di fare? Questo riguarda tutti gli imprenditori, cioè li prenderebbe o non li prenderebbe sti giovani con il pollice sempre connesso? Io credo, questo è un problema. Adesso sì, ha cominciato un ragazzino a fare lo stage lunedì, la prima cosa che ha fatto, aveva il cellulare in mano, gli ho detto guarda il cellulare non ti serve, il numero di telefono di chi sei insieme glielo mandi a tua mamma, se casomai ha bisogno chiama lui, il cellulare lo lasci là. Purtroppo oggi sono connessi e hanno questo problema perché è diventata una protesi ormai il cellulare. Diciamo no? a Pulin questo che magari sì, esatto. Comunque io devo dire che noi imprenditori dobbiamo investire sui giovani. Io oggi in azienda ne ho 2, uno ha cominciato, come dicevo prima, lunedì. Ed è senza telefono da lunedì, manco a scuola, poverino. Sì, senza telefono. A diversità magari della scuola, a me non ha detto di no e l'ha lasciato là, e invece a scuola lo tiene in tasca in qualche modo. Nasconde. Ma lei gli dice, mamma ho bisogno di vedere con la luce la piletta, mi serve il tubo. Ce l'abbiamo, no, abbiamo tutto, c'è tutto, non manca niente. E questo appunto. Dopo ne ho un altro che l'ho inserito con un contratto di apprendistato scolastico, quindi fa parzialmente l'alternanza scuola-lavoro. È un percorso che va avanti ormai da 2 anni, mi sembra che sia un ottimo percorso. Ma in questi 2 anni di alternanza scuola-lavoro, di ragazzini, quanti ne ha visti, quanti erano intenzionati a lavorare?
Diciamo ne ha visti 50, su 55? No, ne ho visti tanti, perché comunque anche come presidente della categoria ho l'opportunità di andare dentro le scuole e così fare magari il presidente d'esame quando capita. Ne vedo tanti, devo dire che sono ragazzini, devono crescere, bisogna impegnarci noi imprenditori a inserirli in azienda, farli crescere, fargli capire cosa vuol dire il mondo del lavoro, perché ovviamente un ragazzino che va a scuola di 16-17 anni non può sapere cosa vuol dire fare impresa, essere un dipendente che lavora per un'azienda in maniera accurata, e anche perché fondamentalmente non sa fare niente, insomma. E poi mi è piaciuta questa dichiarazione del signor Giorgio da Venezia, che ha detto un problema culturale. È un problema culturale anche noi di genitori che vogliamo il figlio ingegnere, medico, avvocato, e se andiamo avanti così in azienda non abbiamo più nessuno caldar. È questo un problema anche nostro, anche dei genitori, le aspettative che riponiamo nei figli, che non vogliamo che i figli siano operai, che vogliamo che tutti i figli siano imprenditori, tutti ingegneri, tutti con le lauree, coi master all'estero. Ma probabilmente sì, nel senso che adesso mi sto rapidamente facendo un esame di coscienza, io ho 2 bambine piccoline, ma... E se dicessi voglio fare la parrucchiera delle dive? Ma io in realtà non rientro in quella categoria, nel senso che vedo più la loro realizzazione personale, la loro serenità, la loro felicità. Ogni tanto la piccolina mi dice: io da grande voglio lavorare con te dentro il medico, speriamo che tu non lo faccia questo mestiere, perché non so quanto sarebbe una realizzazione della tua, cioè sicuramente non ti genererebbe della serenità, però mi rendo conto che ci sia, anche quando diceva il mito del macchinone, questo quello, credo che in Italia esista ancora questi falsi miti qui della percezione che uno, perché ricopre un certo ruolo, deve avere chissà che redditi, chissà che status, perciò tutti diciamo vedono quel miraggio. E allora c'è il mito quindi sfalsato ovviamente ai giorni nostri, poi c'è il mito del posto fisso. Allora Massimo Pulin, c'è proprio un problema culturale, allora anche lei all'interno della sua azienda lo vede anche il problema magari culturale con i giovani, oppure no? Ma guarda, io ho puntato tutto sui giovani negli ultimi 2 anni e l'età media si è abbassata di molto. Cioè, mi è preoccupare, macchinari e giovani nella sua azienda. Macchinari e giovani, sì, perché i giovani sono più veloci nell'apprendimento delle nuove tecnologie. Adesso parlo di stampanti 3D per realizzare ortesi che fino a 5 anni fa facevamo a mano, levigando il gesso, riempiendo il gesso, e adesso hai gli scanner, scannerizzi, elabori sul 3D e stampi. Il mondo del lavoro nel mio settore è cambiato, ma in tutti i medical device è cambiato. Pertanto i giovani hanno più l'elasticità per poter cambiare ed entrare in un mercato come quello nostro in maniera più rapida e veloce. Bisogna fargli comprendere che ci sono, ma sta anche alla capacità di creare gruppo all'interno dell'azienda, di fargli capire che non è sempre rose e fiori, ma si devono impegnare, perché il problema è questo. Impegnarsi, perché ad esempio nel mio settore specifico, dove hai a che fare con persone che hanno problemi di disabilità, tu devi creare un dispositivo che a queste persone serva, cioè non è che, e dopo qua ci sta anche un pizzico di umanità che tutti noi dovremmo avere. E quando io vado a consegnare una protesi, un tutore, un busto per scoliosi, ma se tu non lo consegni perfetto, cioè le ricadute ce le hanno queste persone, oltre a un danno fisico, oltre al danno erariale, perché comunque non fai un lavoro fatto bene, per cui l'ha pagato lo Stato, ma soprattutto non hai compiuto il tuo dovere di professionista, che è quello di essere preciso, perfetto nel tuo ambito lavorativo. Insomma, quindi è anche questo, la responsabilità dell'imprenditore, ma che è emanata tramite la responsabilità di ogni dipendente, perché se il tubo mi perde acqua, nel weekend è una tragedia. Ma se perde gas il problema cambia. Ecco, stessa cosa anche per Boris Caldar, giusto, è proprio uguale, attraversare, e quindi bisogna assolutamente che cosa? Responsabilizzare di più, trovare le massime competenze. Le competenze. Voi avete posti di lavoro disponibili in questo momento? Volendo anche. Allora, chi è all'ascolto e ha voglia di impegnarsi, c'è possibilità.
Io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, chi ci ha chiamato, chi ci guarderà in replica, e ringrazio i nostri imprenditori, Luigi Susini, imprenditore nel settore della termoidraulica, per essere stato con noi, ringrazio Boris Caldari, imprenditore nel settore della energia, grazie a voi, è un settore molto in evoluzione, e ringrazio davvero molto Massimo Pulini, imprenditore nel settore sanitario. Avete capito anche quanto è importante poi responsabilizzare il dipendente su quello che stai facendo. Noi torniamo domani, grazie, arrivederci. Arrivederci.